adesso mi posso allenare, sono qui allo stadio allenandomi ogni giorno con i ragazzi, nel mio caso tentando di fare un tentativo adesso 2026 e vediamo che succede, almeno con la gamba un po' più preparata, sai, perché sempre ho tentato di tornare veloce perché mi mancava, ma la gamba non era preparata. Quindi ci stai dicendo che arriverà un tentativo per tornare in campo? Sì. Hai anche una scadenza? 2 mesi, 6 mesi, 1 mese, 3 mesi? No. Ma sì che è vero che ti posso dire che credo che fare un tentativo prima di metà di anno. Sì. Avere Gérard Deulofeu ospite a Udinese Tonight è stato qualcosa di incredibile, soprattutto per la potenza delle parole pronunciate e dei messaggi lanciati dal fuoriclasse spagnolo indimenticato, numero 10 dell'Udinese, che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 ha visto la sua carriera interrompersi bruscamente sul più bello. Prima il KO a Napoli, poi il tentativo di tornare a Genova e poi il buio, un mix di malinconia e di ricordi che adesso diventa però un mix di coraggio e speranza, con l'annuncio di Deulo di volerci provare un tentativo di tornare in campo in questo 2026 con la gamba che ora, muscolarmente parlando, sta molto meglio. So che ogni tanto ti alleni con Gökhan, so che avete un rapporto. Sì. Io ogni mattina sono con loro, lavoro a diversi orari perché io sono stato il primo che non voleva disturbare ai ragazzi, se loro iniziano alle 10 di mattina io inizio 8:30. Sai? Ma sono lì con loro e parliamo di come è andata la partita, parliamo dei dettagli, da tutto. Un Gérard più sereno e con una nuova luce negli occhi, un Gérard che ha deciso di restare anche senza contratto in Friuli e a Udine, la città e il luogo in cui vuole essere. Qui a Udine è stato spettacolare, qualche gol ho fatto. Mamma mia, Sì. Mamma mia. Il Friuli mi dà che i miei bimbi e la mia fidanzata sono felici. Io sono molto felice, sai che mi dà la cosa più importante, che sono dove voglio essere, sai? No, non voglio essere da nessuna parte che non sia qui. C'è un'ipotesi che tu vivrai qua anche in futuro? Sai, è una bella domanda, sai? Perché sapete come si sta di bene nella Spagna, non so se avete fatto un giro di lì. Udine, il Friuli, è che come se il mio corpo, le mie cellule sono molto in pace e molto calme, sai? È chiaro che è un'idea rimanere qua.